Ben ritrovati! Il turismo in Italia nell'anno 2023 è tornato ai livelli del 2019, prima della pandemia. Sono stati ben 134 milioni gli arrivi nel nostro paese, con un più 2,3% rispetto all'anno 2019. E abbiamo registrato 451 milioni di presenze, cioè di pernottamenti, nelle strutture ricettive, con un più 3,3% rispetto all'anno 2019. Crescono i turisti stranieri, che arrivano come presenze al ben 52,4%. L'Italia si dimostra una meta molto attrattiva per i turisti provenienti dal Nord America e dall'Europa. Fra le componenti turistiche aumenta di più l'extraalberghiero, con un più 17% rispetto all'anno 2022. Nel nord-est si concentrano il 39,2% delle presenze. La prima regione italiana per quanto attiene il turismo è il Veneto, fa registrare un 15,9% sul complessivo nazionale. Seguono il Trentino Alto Adige con un 12,4% e al 10% si attestano la Toscana, la Lombardia e il Lazio. Grazie e buon viaggio nel nostro paese italiano.